Mia madre mi ha detto: è domenica, oggi non viene a cena a pranzo da noi. No, mamma, non è domenica, oggi è lunedì ed è però Pasquetta. Ecco perché vogliamo metterci in contatto con Anna Maria Mantovani, che è presidente dei Giovani Coldiretti di Rovigo. Ce l'abbiamo noi in linea in questo preciso istante. Buongiorno, buongiorno Anna Maria, buongiorno. Buongiorno a tutti e buona Pasquetta. Allora, Anna Maria in questo momento, lo vedete, si trova tanto in mezzo alla pioggia. Piove ancora, piovigina, che succede? Allora, ha ripreso a piovere purtroppo, però comunque non ci abbattiamo perché le persone vengono attrezzate, vengono qui al nostro campo di tulipani, che vedete dietro di me, vengono attrezzati con gli stivali, impermeabile, ombrello, davvero, abbiamo dei clienti super speciali, davvero. Allora, Anna Maria si trova presso l'azienda agricola Bisola, se non vado errato. No, in realtà siamo presso la nostra azienda agricola, qui a Fiesumbertiano, e c'è Sì. anche la Visiola. Ah, perfetto, quindi no, avevo capito bene. Adesso sei a pieno schermo, quindi senti solamente la mia voce, ma ti si vede te. Allora, io ho letto un sacco di notizie su questi campi di tulipani. Allora, intanto puoi far vedere che c'è anche una festa vicino a voi, ci sono tante persone, è vero? Puoi farcele vedere in qualche maniera? Adesso oggi abbiamo questo evento, oltre ad avere tutta l'autoraccolta di tulipani, abbiamo anche Pasquetta tra i tulipani. Purtroppo siamo nel capannone dell'azienda agricola perché il maltempo non ce lo consente di star fuori. La grigliata classica di Pasquetta con l'azienda agricola Bisiona, vino e birra agricola prodotta dalla Valle d'Almasero e poi mercatini agricoli di tutti i produttori agricoli, guardate. Che belli. Quante persone ci sono, Anna Maria? Eccoci, come? Quante persone ci sono? Allora, abbiamo circa a pranzo 300 persone. Poi è anche vero che tanti si autoinviteranno, che magari senza prenotazione, e poi tutto il giorno l'autoraccolta di tulipani andrà avanti. Quindi non so, forse arriveremo a 1000 persone in tutta la giornata che passano di qua, vedremo. Ci fosse stato il bel tempo sarebbero state probabilmente anche molto di più, sono più che convinte. Ok Anna Maria, ritorniamo, ti faccio ritornare al campo di tulipani, perché il Polesine è un po' così, abbiamo il campo di lavanda che è bellissimo, porta un sacco di gente, l'idea di avere i tulipani, quindi creare un campo di tulipani, apro parentesi, vedete questa, ascoltate l'intervista alla radio, lo vedete anche sui nostri social Delta Radio Italia, ma anche la Voce Eurovigo. L'idea di questo campo di tulipani, da dove arriva? Sì, allora questo è il secondo anno che appunto realizziamo il campo di tulipani. Tutto era nato praticamente a fine estate del 2022, un'estate bruttissima per noi agricoltori perché abbiamo avuto grossi problemi con la siccità e quindi se mi sono detta se l'elemento che andava a limitante per le nostre coltivazioni poteva essere l'acqua, ho iniziato a pensare a qualche coltivazione alternativa e una mattina, non so come, mi sono venuti in mente i tulipani. E così abbiamo iniziato a procurare i bulbi direttamente dall'Olanda e nella primavera 2023 abbiamo avuto il primo campo di tulipani nella provincia di Rovigo. E il primo anno abbiamo iniziato con 13.000 bulbi, invece quest'anno con 30.000 bulbi. E devo dire Sono pochi. che va molto. Non sono pochi. Senti, ti puoi avvicinare di più al campo oppure non c'è, forse non c'è segnale? Così lo vediamo meglio. Voi andate sui social, andate a vedere perché è bellissima questa. A parte il fatto che Anna Maria è veramente una ragazza molto carina ed è bella da vedere, molto più di me, ma abbiamo proprio un campo. Guardate che meraviglia! 30.000 bulbi. Esattamente, 30.000 bulbi, sono 47 varietà in totale, abbiamo tantissimi colori dal giallo, l'arancione, il bianco, il rosa, il fucsia, il nero, addirittura abbiamo anche il tulipano nero. Quindi ecco, la cosa bella è che non ci riforniamo direttamente dall'Olanda, io con loro parlo solo inglese e quindi la cosa bella è che mi danno davvero dei bulbi che sono di una qualità spettacolare. Senti, si potrebbe con il tempo diventare la nostra una terra di tulipani, cioè quindi staccarci dall'Olanda e essere noi così bravi in questo punto di vista? Perché no? Potrebbe, assolutamente. Devo dire che i nostri terreni sono comunque terreni vocati alle coltivazioni in generale, perché sono terreni molto fertili e devo dire anche che il clima è molto simile a quello dell'Olanda, se non o meglio in Olanda c'è molto più freddo e resistono benissimo al freddo. E qui da noi anche quando ci sono dei sbalzi di temperatura il fiore reagisce benissimo, è un fiore rustico che si adatta facilmente, quindi davvero in quel punto di vista, da un punto di vista agronomico non è nemmeno troppo complicato. Anna Maria, noi ti salutiamo, ti auguriamo buona giornata, grazie ancora, buon lavoro e grazie anche per il tempo che ci hai donato. Ti lasciamo i tuoi 300-400 ospiti, insomma.
Grazie di cuore. Se volete passare tutto il pomeriggio noi ci siamo. Grazie, grazie. Perfetto, grazie ancora, ciao. Ciao.